Con queste tende, in Piazza d'Italia a Sassari, sono stati allestiti degli ambulatori per assistenza medica d'urgenza. Sono dedicati però non alle persone, ma a pupazzi di peluche. Non è uno scherzo, ma un'iniziativa realizzata dagli studenti di medicina dell'Università di Sassari e dai volontari della clown terapia. La giornata si apre con l'accoglienza dei bambini da parte dei ragazzi, con vari giochi e attività di intrattenimento. Lo scopo è di aiutare i bambini a sdrammatizzare il contatto con il medico e con le strutture ospedaliere. La medicina e i medici sono stati trasformati in un gioco. Per far capire meglio l'importanza del progetto, viene simulato un soccorso di emergenza ad un pupazzo. Trasferito in ambulanza, viene visitato da medici e bambini, che hanno così l'occasione di usare gli strumenti dei dottori per sentire il battito del paziente e assistere alla sua rianimazione. Un'intervista rapida, mi scusi. Si spera così che lo stetoscopio non venga più guardato con paura dai giovani pazienti. Successivamente i bambini vengono accompagnati negli ambulatori, dove, passando tra sala d'attesa e accettazione, con l'aiuto dei medici curano i peluche. In questo caso sono i bambini a fare le veci del medico e a curare il loro paziente. Al termine della giornata i ragazzi salutano i bambini con giochi e un bel giro tondo. Questa è stata l'occasione per i bambini di avvicinarsi con maggiore serenità a un mondo a cui guardano con paura.